2.500 persone ricoverate in ospedale. I morti purtroppo 3.057 più 38. I dimessi 6.052 più 109. Vedete che abbiamo sempre questi numeri alti sui dimessi perché il turnover è alto, cioè noi stiamo girando un sacco di pazienti perché la permanenza media, il tasso di ospedalizzazione medio si è abbassato di gran lunga rispetto alla prima fase. Quindi abbiamo il tasso di occupazione del letto è assolutamente più basso. Fondamentalmente anche dalla riunione di stamattina ne viene fuori che c'è assolutamente tensione per i ricoveri, perché comunque sono ricoveri importanti. Cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva, 2,96 per l'esattezza, e quello che più ci preoccupa è quello che è l'area non critica, cioè i ricoverati che non sono in terapia intensiva. Avete visto che sono più di 2.200, 2.242 per la fattispecie, e rappresenta la vera pressione ospedaliera, perché a questi si aggiungono 8.000 circa ricoverati non Covid, ma soprattutto perché in questo contesto c'è da dire che siamo davanti a pazienti che sono problematici e hanno bisogno di cure intensive e anche di assistenza intensiva, cioè i 2.200 non valgono come 2.200 ricoverati della medicina, per dire. Cioè qui c'è ossigeno, c'è malattie infettive, protocolli, immaginate solo i protocolli per entrare nelle stanze di un reparto Covid, insomma è una roba complicata. So che ieri è andata bene l'incontro con l'ingegner Fattori rispetto ai dispositivi. Io spero che una volta per tutte si sia chiarita questa storia dei dispositivi e quindi d'ora in poi magari ve lo chiedo, se trovate qualcuno e vi dico che mancano i dispositivi, sapete cosa rispondere, avete visto le tabelle, le ho viste pubblicate. Stiamo, fra l'altro mi diceva stamattina la dottoressa Simionato, ci sono ancora gare in corso per ancora acquisto di dispositivi, perché effettivamente c'è stata un'impennata dell'uso, che non ci preoccupa perché noi di magazzino ne abbiamo, anzi ben venga, perché così il magazzino è sempre più giustificato. Dall'altro, nelle terapie intensive voglio dirvi che avendo noi ormai 296 persone in terapia intensiva, la vera differenza con la prima fase di marzo-aprile è una sola, che noi abbiamo gli incidenti sul lavoro e abbiamo ovviamente tutti i politraumatizzati, gli incidenti stradali che entrano in terapia intensiva. Cioè quindi noi tutto quello che a marzo non avevamo oggi abbiamo, quindi la pressione la si sente, perché noi guardiamo la curva del Covid, no? E vediamo che una terapia intensiva obiettivamente in tutte le province crescono gradualmente di poco, addirittura a Rovigo se vede la curva sta scendendo, si piega anche, ma non solo Rovigo, insomma si vede che la terapia intensiva non è elemento di grande aggressione da un punto di vista di curva di crescita, però è pur vero che abbiamo un elemento di ingressi in terapia intensiva non Covid che durante il lockdown non avevamo, questo è poco ma sicuro. Confermiamo le nostre, siccome vedo che ogni tanto qualcuno va sui giornali a dire che noi non abbiamo le 1.000 terapie intensive, e per fortuna la tecnologia ci permette di mantenere queste dichiarazioni agli atti, noi abbiamo l'assoluta possibilità di attivare le 1.000 terapie intensive, abbiamo i letti, abbiamo i respiratori, i diffusori, i monitor, tutto quello che serve. Ovvio è che ce ne sono alcune, quelle ad esempio dedicate alle sale operatorie, che allestiremo per ultime. Però vi ricordo che il piano prevede nella dichiarazione la possibilità di allestirle entro 36 ore. Quindi se oggi dicessimo che ce ne servono 1.000, entro 36 ore ne abbiamo 1.000, perché ne abbiamo già più di 800 allestite e le altre sono sostanzialmente che basta portare i letti e diciamo metterla a presa. Preghiera per i cittadini. Adesso voi sapete che siamo in ore cruciali, fra l'altro alla mia destra c'è il massimo esponente della prevenzione e del Dipartimento, la dottoressa Russo, e poi lei che si occupa anche di questi numeri. Noi siamo nei giorni cruciali dei numeri, perché poi venerdì sera arriva la sentenza, no? Oggi pomeriggio alle 4 avremo
il confronto con il governo. Vi ricordo che la richiesta delle regioni è una richiesta tecnica. Se chiedete a me i 5 parametri non ve li so dire, perché è proprio una richiesta che nasce dal gruppo di lavoro della dottoressa Russo con gli altri colleghi regionali. La dottoressa è il coordinatore. Dall'altro però c'è anche da dire che oggi noi abbiamo degli indicatori che sono assolutamente, diciamo, che ci fanno sperare, spero, in un buon esito della classificazione, alla luce del fatto che noi la situazione ce l'abbiamo assolutamente sotto controllo e non abbiamo tassi di occupazione di terapia intensiva che sono i più bassi nazionali, abbiamo sicuramente focolai, ma siamo una regione grande, abbiamo sicuramente tanti contagiati, ma vi ricordo che facciamo tanti tamponi, anzi vorremmo che ci contabilizzassero anche i tamponi rapidi, però in generale, insomma, questa è la situazione. I cittadini, faccio appello perché i cittadini rispettino le regole. Allora, se diciamo di lasciare libere le prime 2 ore del mattino per la spesa per gli anziani, a questo punto non è che posso richiamare i giovani, richiamo gli anziani che vanno a fare la spesa alle 11. L'abbiamo fatto per voi, ma non per isolarvi, per fare in modo di evitare al massimo di essere contagiati. Avete visto che l'ingresso in terapia intensiva, o meglio, cito un dato che è ancora peggiore, quasi il 90% dei morti hanno più di 70 anni, che corrisponde sostanzialmente alla stessa percentuale dei ricoverati. Alla luce di questo, ragazzi, bisogna darsi una mano e fare in modo che si approfitti del fatto che le prime 2 ore del mattino, faccio appello a chi è a meno di 60 anni di non andare nelle prime ore del mattino a fare la spesa, ma anche a chi ne ha di più di andare nelle prime 2 ore del mattino. Inutile presentarsi a mezzogiorno a fare la spesa perché poi deve fare il giro andare da altre parti o perché ti sei messo in testa di far così. Modifichiamo anche qualche piccola abitudine. Evitate gli assembramenti, l'appello a tutti: evitate gli assembramenti, portare la mascherina sempre e ovviamente l'igiene delle mani. Oggi a mezzogiorno abbiamo aperto, io ho assistito in diretta in collegamento la Pedemontana Veneta, quindi sapete che abbiamo 35 km dei 94,5 aperti, e è un bel successo. Vi ricordo che l'88% ormai dell'infrastruttura è cantierata, quindi stiamo andando verso le fasi finali. Vi confermo che nella primavera 2021 la quasi totalità verrà aperta. Vi dico anche che è un'infrastruttura che cambierà il nostro modo non solo di circolare, ma anche di pensare. Cioè, se oggi tu dici vai a Bassano, a chiunque di questa zona del Veneto, del Veneziano, piuttosto del Trevigiano o del Vicentino, comincia a fare i calcoli: ci metterò da Vicenza un'ora, quello che è, non lo so. Si dimezzeranno minimo i tempi, minimo dimezzati, fra l'altro su una infrastruttura di grande scorrimento. E così per Montebelluna e per tutte le altre località. Stiamo parlando di un'infrastruttura, e chiudo, lo ricordo anche ai cittadini, che nasce in Veneto nelle carte ai primi anni 90. L'attuale progetto oggi in cantiere è del 2002, la gara del 2006, l'aggiudicazione del 2011. Vedete, 3 anni, anzi scusate, 5 anni, no scusate, l'aggiudicazione del 2009. 2006 la gara, aggiudicata dopo 3 anni nel 2009. Perché? Perché c'è stato un contenzioso legale e c'è voluta una sentenza di un tribunale, e quindi chi è lì oggi che gestisce il cantiere perché ha vinto una causa legale. E poi l'inizio dei lavori 2011. Quindi questa è un'infrastruttura che è la più grande in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere, 36 comuni, 14 caselli, che di fatto realizziamo in una decina di anni. Se voi fate 2011-2021 sono 10 anni, però di mezzo c'è stato il tema della crisi economica, c'è stato il tema del Mose, che non ha pesato poco nel rallentamento, c'è stato il tema, non perché le aziende fossero coinvolte nel Mose, perché il Mose è stato comunque una battuta d'arresto rispetto a molte procedure. C'è stato il tema del Covid, che ha pesato molto, e c'è stato poi anche quello ovviamente dell'aver rinegoziato tutto l'accordo finanziario. Per cui direi che
bonificandola un po', insomma, è un'infrastruttura che si è realizzata togliendo i tempi morti, io dico verosimilmente in 6-7 anni si è realizzata. È un'opera straordinaria, la vedrete percorrendola. Bassano-Breganza è aperto oggi, che sono 15 km, dei 35 aperti, lo si fa in 10 minuti. Se a dirlo a quelli di Braganza che vanno a Bassano in 10 minuti dicono ma che cos'è, una fantasia sta qua? Invece è così. Io avrei finito, prima di passare la parola alla dottoressa Russo e lasciarla a voi per parlare di vaccini, un minimo di aggiornamento, sono qui a disposizione per le domande. Bonet, gente veneta, Vanzan. Bonet. Un po' di domande, Presidente. Prego. La prima è generale, in tema di decessi. Non riguarda il Veneto, ma una sua lettura più generale sui dati in Italia. Cioè l'Italia continua ad avere tanti più morti rispetto agli altri paesi europei. Come mai? C'è un deficit di sistema sanitario rispetto... No, guarda, io penso che incida molto anche l'età media della popolazione, perché sai, è come quelli che mi dicono, mi è capitato, uno dice, ma la Cina ha avuto meno morti in percentuale. Sì, ma guardate l'età media del popolo cinese, noi siamo un popolo dove l'età media è alta rispetto a... Cioè, quando si dice il vecchio continente, no? Il vecchio continente, dal punto di vista epidemiologico, poi la dottoressa Russo è un'esperta di questo, noi dobbiamo valutare anche l'età media, le classi di età. Non a caso, per noi il 90% dei ricoverati ha più di 70 anni. Vuol dire che noi ce li abbiamo i settantenni. Se andiamo in Africa, per dire, è un problema che è rovesciato perché hanno tanti giovani e sicuramente tanti dicono ma l'incidenza del coronavirus in Africa non è così importante. Eh sì, ma andate a vedere anche l'età media e quanto più giovane è la popolazione. Poi due domande pro futuro invece rispetto al tema degli allentamenti, delle misure per Natale. Se ne sta discutendo a Roma, cerchiamo di fare un Natale il più normale possibile. Qual è la sua opinione? E secondo corno della questione, se lei è d'accordo sulla richiesta della Montagna Veneta di aprire già il 4 dicembre gli impianti per provare a vedere se si riesce a tenere in piedi la Ma guarda, cioè, noi tifiamo perché venga la neve, ne venga tanta e si possa tornare alla normalità. Da qui alla normalità c'è di mezzo il buonsenso, nel senso vedremo di capire giorno dopo giorno quale sarà l'evoluzione. La dottoressa Russo col suo dipartimento sta già lavorando, o di fatto le ha già ultimate le linee guida, però capite anche voi che noi dobbiamo avere un minimo di punto nave, come si dice, fra qualche giorno per capire anche l'evoluzione. Abbiamo capito che comunque non durerà ancora tanto, si immagina questa fase diciamo di ascesa, ci sarà una stabilizzazione, poi si inizia a scendere. Se guardiamo la Francia che ci ha preceduto di un po' di giorni, ha già iniziato come si può dire, la fase decrescente. Ci sono delle regioni in Italia che comunque come noi qualche timido segnale lo danno, però sapete sui ricoveri noi ancora ci siamo, cioè non vorrei che qualcuno pensasse che adesso possiamo far festa perché si sta scendendo. Abbiamo ancora 2500 persone ricoverate e anche oggi abbiamo più 50, più 40, quant'è? Finché c'è più lì vuol dire che non stiamo scendendo. Se più 1, più 2 vuol dire che insomma, ma insomma più 50 non vuol dire, cioè, è ancora pesante la storia. Ovvio che per noi la montagna invernale resta in questo momento la più grande preoccupazione. Ma sai, su Natale ci vorrebbe la sfera della verità, perché sai, io dico, ma chi è oggi che è in grado di programmare le sue vacanze estive? Guardate che stiamo parlando di caldo, di estate, e se ci pensate un attimo dite, sì, ma il Covid come sarà quest'estate? Ma da che, ci sarà, mi compro un viaggio, non me lo compro, ma ci sono gli aerei, non ci sono... Pensate a Natale che qui dietro all'angolo, cioè io direi di verificare. Penso che più noi, ecco questo te lo posso dire, più noi investiamo nella tutela, nel rispetto delle regole, più possibilità abbiamo di avere un Natale quasi normale. Dopodiché, sentite, se qualcuno vuole sapere se può andare in piazza l'ultimo dell'anno, brindare, spaccare la bottiglia per terra, dico guarda, è meglio che non comprate, che la bottiglia ve la bevete a casa. Sì, ci sono delle robe che diamo già per scontato, gli assembramenti vanno evitati. Se poi Natale è in famiglia è un'altra roba. Se poi passa il test fai da te, se non bombardano anche quello come quello rapido, allora magari uno farà il cenone con prima il test. Però voglio ricordarvi, fra l'altro, siccome noi qua siamo, come si può dire, un branco di esaltati,
cioè io e qualcuno che mi viene dietro, voglio ricordarvi che ieri l'FDA americana, anzi l'altro ieri l'FDA americana, Food and Drug Administration, cioè il massimo ente di garanzia a livello internazionale che stabilisce se un dispositivo o un farmaco può far bene o male nella sua somministrazione, ha autorizzato un test fai da te, Covid. No, mi sembra che diciamo puttanate quando parliamo. Vi ricordate in premessa che vi ho detto, vedrete nelle prossime settimane roba, quanti ne arriveranno? E ha autorizzato un test Covid, diciamo, ve lo potete anche andare a vedere su internet, si chiama Lucira, penso si pronunci, che l'unica limitazione sapete qual è? Per gli over 14 anni, ma non perché faccia male, perché non si infilino lo stecco in una maniera sbagliata e si facciano male. Cioè, è un tamponcino e fa la reazione, e fra l'altro è anche una macchinetta particolare, quindi cercheremo di capire. Piccolo... Sì, scusate, vietato gli under, scusate, vietato a chi ha meno, perché qualcuno poi mi scrive dopo le conferenze stampa e dice troppo inglese, vietato a chi ha meno di 14 anni per un ovvio motivo, no? Glielo faranno i genitori, però vorrei ricordare che c'è un piccolo aspetto, ve lo sottolineo, che in questo paese, in Italia, si è autorizzata la vendita e la somministrazione di tutti i dispositivi e farmaci dispositivi Covid che sono autorizzati in un paese del G7. Gli Stati Uniti sono G7. Cioè quel test lì, se arriva qui domani mattina, non arriverà, sapete perché? Perché farà man bassa, come è accaduto per altri test, e quindi prima che arrivi qua si fanno 3 giri loro, giustamente. Ecco, ma se domani mattina si presenta uno con questi test qua che se li ha comprati in farmacia e si mette in piazza a dire io li vendo, io li somministro, nessuno può dirgli nulla, perché c'è una legge in Italia fatta non più tardi di un mese fa che dice che tutto quello che è nei paesi G7 autorizzato non serve che abbia autorizzazione italiana. Era stata fatta quella volta per tutti i tamponi, per evitare ogni volta di stare lì a provare i tamponi che gli altri hanno già certificato. Ve lo volevo dire perché a volte queste robe passano in secondo piano. Dopodiché il test che abbiamo presentato noi, anzi il dottor Rigoli, perché è suo il merito, deve essere validato nelle microbiologie coinvolte in questa rete network. Se funziona, presenteranno le carte al Ministero e il Ministero deciderà se autorizzarlo o no. Se non funziona, butteranno via tutto. Cosa volete che vi dica? A costo zero, che sia chiaro questo. Malavasi. 3 domande veloci. Prego. Una sui numeri. Ma dici veloce, fai te veloce, perché io devo fare veloce? Io veloce. Oh. Sui numeri. Allora, il primo numero. Stasera, secondo me, c'è la forte probabilità che nei telegiornali si dica nel Veneto boom di casi positivi, perché 3.753. Allora, sono un terzo rispetto a marzo su tampone. Ecco, ma se si mettono insieme anche i rapidi, che sono 27.000, anziché una percentuale del 22-23% di positivi, che come sarebbe sui molecolari, diventa 7-8%. Allora, forse magari le istituzioni capiscono questa distinzione, però è probabile che stasera sui media facciano figura di essere la seconda regione dopo la Lombardia. No. Siamo quelli con la più bassa incidenza di positivi, hai fatto bene il calcolo, ma ti dirò anche di più, che quel 7% è ancora più basso per un semplice motivo, che quelli che sono stati testati non sono un campione rappresentativo della popolazione, ma sono contatti stretti, sono persone sintomatiche, quindi si è andati a prendere statisticamente un target che non è popolazione indistinta. Se io facessi il test dentro qua non c'è il 7%, ma sarà più basso perché qua non ci sono sintomatici, non ci sono contatti stretti. Quindi non ci provo, ma guardate, questo lo sanno bene a Roma della percentuale. Il problema è che bisognerebbe cominciarlo anche a scrivere sulle carte. E sui 17.000 molecolari quanti positivi? Non te lo so dire, ma la percentuale più o meno è proporzionale, quindi è in proporzione, non è che abbiamo che quei molecolari ne trovano di più, cioè, c'è una certa proporzione. E il rapido non becca sopra i 33 CT, o meglio ha una sensibilità inferiore sopra i 33 CT, cioè le amplificazioni.
Un chiarimento ancora sui numeri. Allora, dunque, abbiamo detto più 50 ricoverati nell'arco delle ultime 24 ore. Se però ci aggiungo i 109 dimessi e temo i 38 morti, vuol dire che ieri sono entrate 150-160 persone in ospedale. sì. È così? Sì, sì. Noi carichiamo tanti pazienti e ne dimettiamo tanti, in una maniera o nell'altra vengono dimessi, nel senso che o per decessi o perché guariscono. La seconda domanda riguarda le cure domiciliari. Era una sola sta qua. Sì, era velocissima. Pensavo di No? averci fatto 4. Questo è proprio veloce. Cure domiciliari. Allora, volevo sapere se i saturimetri, quei 100.000 acquistati dalla Regione, sono arrivati, cominciano ad essere distribuiti. Ne stiamo distribuendo, la gara dei 100.000 ancora non è espletata, ma ne stiamo distribuendo, mi sembra che ne abbiamo trovati già 10.000. E i medici di base stanno iniziando a fare le cure domiciliari? In che numero? I medici, guardate, hanno sempre seguito, per quanto nelle loro possibilità, i loro pazienti. Poi c'è sempre magari diciamo, il dato anomalo, però dico che hanno sempre seguito, assolutamente sì, e sono elemento fondamentale su questa partita. Per stare sul numero preciso, adesso l'allargo un po', anche la questione dei tamponi. Sì. Eravamo al 40%, mi pare, dei medici di base che avevano accettato quello che è un porteremo obbligo. domani il dato. Posso quello... garantire che è più alto. Anche perché è un obbligo, no? Sì. Però c'era anche la trattativa in corso, se non sbaglio, con dentisti, con farmacisti, anche con i veterinari, no? Sta andando avanti. Con che risultati? Che sui veterinari abbiamo chiesto l'autorizzazione a livello nazionale. E rispetto ai farmacisti c'è un tavolo aperto, rispetto ai pediatri di base c'è il tavolo aperto perché i pediatri di libera scelta vengono, diciamo, assimilati ai medici per l'accordo nazionale, quindi c'è semplicemente da chiudere anche qui la trattativa, e sui dentisti abbiamo fatto la richiesta a livello nazionale. Quindi 2 richieste al Ministero per veterinari e dentisti. Guardate, io trovo assurdo che una pratica come questa, che si può sicuramente, si presta alla formazione, no? Cioè il tampone. Oggi si faccia tutto, se ne faccia tutta una questione di mansioni, eccetera, e poi sappiamo già come va a finire. Se domani mattina arrivasse un'emergenza totale, faremo l'appello per trovare volontari che fanno tamponi. Si va da un estremo all'altro in questo paese. Io penso che ci siano delle categorie che possono essere formate e daremo più servizi ai cittadini. Vanzan, prego. Solo una precisazione, anche se mi pare la maggior parte di loro dicano il problema è non possiamo farli in ambulatorio, abbiamo speso risorse, tempo, fatica per tenere il più lontano possibile il Covid dall'ambulatorio, se ci portiamo dentro il rischio di Covid. No, guarda, io non discuto di questo, hanno assolutamente ragione, ma lo possono fare anche a casa del paziente e non è vietato. Come lo fanno i medici delle USCA che vanno a casa dei pazienti. Ma molti medici di base lo fanno a casa al paziente. Cioè non è che uno deve avere un ospedale per fare un tampone. Cioè, oppure lo si può fare in un drive-in allestito o in un ufficio che i comuni, fra l'altro li ringrazio all'ANCI perché ha messo a disposizione i locali. Ma guardate che vorrei ricordare che prima che partisse questo accordo nazionale, che poi io mi sono beccato gli strali di mezzo mondo perché ho fatto l'ordinanza semplicemente per recepire quello che è un accordo sindacale nazionale, 650 medici di base in Veneto lavoravano gratuitamente per fare tamponi ai loro pazienti. Cioè, tutto qua. Esaudito? Vanzan, Salmaso e Fois. Presidente, buongiorno. Una cortesia, ci può spiegare meglio questa vicenda del CTS? Non ho capito, il CTS Veneto Il CTS regionale nostro ha mandato una nota al coordinatore dicendo: guarda, secondo noi è meglio fare tamponi molecolari ai dipendenti, a chi è in prima linea, e avendo l'esito entro 36 ore, oppure dice in alternativa ogni 8 giorni, voi sapete noi facciamo ogni 7 giorni, rapido facciamo, oppure in alternativa un rapido ogni 4 giorni. Ho fatto un'estrema sintesi. Noi adesso vediamo di approfondire, di chiedere a loro, ovviamente lo verrà chiesto tramite ovviamente il coordinatore del CTS, dottor Saia, un approfondimento di natura scientifica, nel senso, cioè, se tu mi fai questa domanda è sulla base di che
evidenze scientifiche, perché noi dietro abbiamo Ministero, CTS nazionale, ISS, mondo intero che va nella direzione dei rapidi. Quindi che avere una giustificazione scientifica della richiesta che rispettiamo e dopodiché, avuto tutto il materiale, interpelleremo il CTS nazionale per un'espressione. Perché se passa questo principio deve passare per tutti i cittadini italiani, non deve passare solo per una categoria o per una regione. Mi sembra logico, no? Perché sostanzialmente il CTS Veneto sostiene che i rapidi non vadano bene? Beh, sostanzialmente sostiene che preferisce fare i tamponi molecolari. Mi sembra ovvio che c'è un dibattito in corso a livello nazionale, non solo Veneto. No? Solo Crisanti che aveva dubbi. Prego? Non era solo Crisanti allora che aveva dubbi, cioè ci sono altri scienziati all'interno del comitato tecnico. Sì, cioè, ci sono, sì, c'è il professor Navalesi, c'è la dottoressa Cattelan, c'è la professoressa Tacconelli, però non sono dei microbiologi, loro parlano da clinici, dopodiché, ma guardate, è legittimo. Vorrei ricordare una roba, e questo è bene che lo scriviamo, qua non c'è il partito dei tamponi rapidi e il partito di quelli molecolari, ma c'è da parte mia c'è solo il partito di chi vuol fare le robe, vabbè? Noi abbiamo sempre delegato al mondo scientifico le decisioni. Se il mondo scientifico rivede la sua posizione sui tamponi rapidi, vorrà dire che l'Italia deciderà di fare quello che tutti gli altri paesi non fanno. Cosa volete che vi dica? Certo, però voglio dire, è una scelta politica quella poi di applicare i No, test non è una rapidi. scelta politica, no. Cioè, no, nel senso che ci si decide se ci si fida dell'opinione di uno scienziato piuttosto che di un altro, No. credo. No, perché è suffragata da legislazione nazionale e da provvedimenti nazionali. Noi non possiamo fare scelte politiche. Siccome ci viene fatta questa richiesta, noi la giriamo a Roma e Roma dirà, perché non è che in Veneto diciamo ma sì, facciamo. E poi pongo un'altra questione. Se è vero che i medici in prima linea sono in assoluto il nostro faro, è altrettanto vero che se c'è la convinzione che il tampone rapido non funziona, allora bisogna porre una questione a livello nazionale. Però, sai, c'è un sacco di letteratura scientifica che dice esattamente il contrario. E di certificazioni che dicono esattamente il contrario. Ma siccome il dibattito è stato volutamente alimentato, noi non ce lo portiamo in pancia, lo portiamo a livello nazionale. E chiederemo al CTS nazionale che ha emanato direttive, lo Spallanzani, Ministero della Salute, se questa richiesta dei medici deve essere accolta oppure no. Siccome vedo che adesso sta diventando anche dibattito sindacale, onestamente io ho il massimo rispetto per i lavoratori e per i loro rappresentanti. Non sono uno scienziato, per cui se ci sono evidenze scientifiche nuove e non siamo al corrente di questo, ce lo dirà il CTS nazionale. Quindi, Presidente, voi attualmente considerate ancora i test Facciamo rapidi? tamponi rapidi. Certo, ma li considerate C'è la ancora... legge che ce lo dice. E li considerate nei dati che poi uno dei Nello 21... screening e in tutto. Sì, ma è uno dei 21 parametri che poi sono considerati a livello nazionale? Quindi voi al momento continuate a farli. Ma è previsto dalla legge. Okay. Voglio ricordare che tutti i paesi li utilizzano. Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti. Altro? Allora, guardate, non c'è nessuna nota di polemica. Io vi dico... Parlo per me, non per Sì. i colleghi. Cioè, mi stupisce un po' questa novità, perché noi avevamo, almeno io, parlo per me, avevo sempre capito che la scelta del Veneto di investire sui tamponi rapidi, che erano stata un'intuizione anche del dottor Rigoli del Veneto, e che il Veneto ha portato avanti anche a livello non solo scientifico ma politico, in conferenza Stato-Regioni, come esperienza positiva, adesso ex post, cioè dopo ormai settimane che tanti si sottopongono ai test rapidi anche per una questione di praticità, ci viene comunicato che non c'era solo Crisanti che da subito ha espresso delle perplessità, ma anche altri esponenti importanti, Navalesi, Tacconelli, Cattelan, che adesso dicono no, per noi ci può spiegare un po' meglio cosa sta succedendo? Ma guarda, è molto semplice. Io se dovessi farlo mi farei un tampone rapido, ma senza problemi. E oggi la letteratura scientifica che è a nostra disposizione è chiara.
dice che il tampone rapido sotto i 33 CT, cioè sotto quello che è il limite oltre il quale si considera che la carica virale non sia importante, funziona con affidabilità che va oltre il 96-97%, cioè sono le certificazioni. Bene, siccome è stato fatto partire questo dibattito e siccome mi rendo anche conto che nel paese delle responsabilità davanti a dibattiti che se non chiudono poi i dibattiti degenerano, quante volte ve l'ho detta sta roba? Mi metto nei panni di qualsiasi professionista che davanti ai suoi dipendenti, magari medici, dice ma e se dopo succede qualcosa? Cosa volete che vi dica? Ho il massimo rispetto del pensiero di tutti, quindi dico che siccome non c'è, diciamo, il coordinatore del CTS regionale chiederà che ci sia supporto anche scientifico a questa richiesta. Dopodiché gireremo tutto, ma anche umanamente capisco che poi c'è anche qualcuno che si sente la responsabilità di dire ma siccome io sono primario, ma sono anche primario perché ho del personale nel mio reparto, con tutto sto casino, forse è meglio che andiamo a riparo, cioè, perché poi è l'Italia questa. Nel dettaglio, la nota, la lettera è stata spedita dal CTS Veneto al coordinatore del comitato. Del CTS Veneto. Chi sì. ha scritto cosa, scusi? No, cioè, i componenti del CTS hanno inoltrato al coordinatore, che è il dottor Saia, questo documento per discutere di questo tema. Quindi i componenti del comitato hanno scritto al proprio referente, cioè al proprio coordinatore, certo. il quale... È legittimo. Certo. Che l'ha girata a voi? L'ha mandata in regione? Sì, o ne ci ha siete venuti a informato. conoscenza? E noi abbiamo detto che è giusto che sia supportata maggiormente da evidenze scientifiche, cioè uno dice guarda, domani vai in giro con l'ombrello. Cioè, vabbè, ma perché? Ma perché guarda, c'è certezza che domani arriva un uragano. Quindi uno scrive, guarda, ho visto le previsioni su meteo.it e... Prego? È inquietante tutto lo spazio che è stato dato a questo dibattito. No, nel senso e questo è il che io sono risultato. papà di una bambina che, come tutti i suoi compagni di scuola, è stata sottoposta al test rapido 2 volte. Ora capisco che la dottoressa Cattelan, giustamente responsabile dei suoi medici, si preoccupa che a loro sia fatto il test più attendibile, però anche io, per esempio, come genitore vorrei che ma infatti io cosa ho detto? Infatti cosa ho detto? Che se il problema è dell'attendibilità, allora a questo punto è giusto estendere il ragionamento non solo ai medici, a tutti i cittadini. Non ci sono cittadini che vengono prima e dopo. Sarebbe solo per gli operatori del settore in prima linea questa richiesta, Esatto. cioè si faccia il molecolare anziché il rapido, solo a chi è in prima linea, medici, infermieri e quant'altro. Sì, però io come amministratore dico, bene, se avete nuovi elementi scientifici che io non conosco, ce li producete, dopodiché chiederemo al CTS nazionale se è cambiata la strategia. Lineare, no? Guardate che di letteratura ve ne possiamo dare quanta volete sui test rapidi, di riviste autorevoli che parlano di test rapidi. Però sapete, se voi fate... Io ho visto in TV l'altro giorno, una TV nazionale, stava denigrando i test rapidi e mostrava una roba con carta intestata in inglese che c'è. Uno la vede e dice, ah sì, ma non si riesce... Dalla velocità... Io ho riconosciuto lo studio, perché è lo studio che alcuni fanno girare sempre. E cosa dice questo studio? Dice che l'attendibilità, c'è una frase, dice l'attendibilità del test rapido scende sotto valori che sono importanti, ma dice se il CT del paziente è superiore a 33. Ma se tu non spieghi questo passaggio qua, dice, e fa vedere sempre la solita frase, l'attendibilità cala. Invece lo studio, di fatto tutto lo studio, quello che viene venduto, se volete ve ne diamo una copia, come elemento di discussione, diciamo, valorizza il test rapido, solo che dice, guarda, questa macchina ha un motore perfetto, solo che oltre i 250 all'ora non riesce ad andare. E uno dice, no, ma guarda che questa non riesce a correre questa macchina. No, lo studio dice un'altra roba. Però insomma, io non entro in questi, non mi interessa, cioè non sono cose nostre. Questo è un elemento diagnostico certificato da tutto il mondo. Se viene messo in discussione, deve essere messo in discussione per tutti, e non solo per alcuni.
e non solo, alcuni intendo regioni, cioè, e quindi noi lo rimbalziamo a livello nazionale. La seconda domanda, Presidente, riguarda l'ordinanza che lei ha emesso la settimana scorsa con validità dal 13 al 22, cioè scade Sì. sabato. Resta in tonsa ecco, fino a sabato. fino a domenica, alle ore 24. Ok, però dipende da quello che succederà domani, se ci sarà una nuova classificazione Sì. del Veneto, se rimarremo in linea gialla. Sì, Nel sì. caso, quindi ci comunicherà post decisione nazionale cosa fare dell'ordinanza che è in scadenza? No, andrà in scadenza domenica e lunedì eventualmente faccio una nuova ordinanza. Ok. Quindi è giusto, corretto, cioè noi finisce, questa va a finire e poi abbiamo tempo lunedì per ripresentarla. Perché tanto è vero che poi ha efficacia sostanziale, diciamo, ce l'ha il fine settimana compreso, no? Poi gli altri giorni c'è il tema dell'assembramento e basta. Però rimarrà valida anche se dovessero esserci novità. Beh, se dovessero mettersi in altre aree, no, perché comunque le assorbe. Però noi speriamo proprio di non andarsi in altre aree. Grazie. Salmaso. Ciao. C'è una domanda che appena è arrivata da un collega Sì, ecco qua, benissimo. Allora un collega mi dice a che punto siamo con i vaccini influenzali per i bambini, perché questo dice che ha una figlia piccola, credo come Marco Bonet, e ha fatto il primo vaccino, ma poi il secondo non è riuscito a farlo. La dottoressa Russo poi vi dice tutto. Benissimo, grazie. La seconda cosa è questa, volevo capire se la discussione sul cambio dei parametri, dai 21 parametri ai 5 proposti dalle regioni è finita o se invece nella conferenza Stato-Regione le riaprite, perché il dato politico, poi quello tecnico sarebbe interessante capirlo un po' più nei dettagli. L'impressione sul piano politico è che ci sia per l'ennesima volta le regioni che vanno in rotta di collisioni con il governo. Probabilmente l'intento non è questo, mi rendo perfettamente conto che voi partite dalla necessità di semplificare la procedura e di poi renderla anche più comprensibile per i cittadini, però il dato che emerge però è ancora questo, insomma, di un ennesimo braccio di ferro, quando invece ci sarebbe bisogno forse di un'immagine di maggiore coesione. Ecco, questa è la prima domanda. Ma sai, questa è una narrazione, secondo me, che va un po' sfattata. Perdonami, sai perché? Sì, Perché dal 21 febbraio ad oggi, scrivetelo questo, non c'è un provvedimento del governo che abbia avuto il diniego da parte delle regioni. Quindi sta l'ultima leggenda metropolitana delle ultime settimane, perché si è semplicemente chiesto di ragionare su dei termini. Si dica scontro regioni, ma scontro su cosa? Che abbiamo votato tutto. È come se io avessi un'opposizione che mi vota tutti i provvedimenti in Consiglio regionale e perché una volta mi chiede, guarda, io vorrei capire di più di una roba, io dico no, scontro maggioranza opposizione. Le regioni italiane dal primo giorno ad oggi hanno votato a unanimità tutti i provvedimenti del governo Conte. Quindi mi volete spiegare che scontro c'è stato? Se non è neanche più concesso chiedere o proporre, allora è un'altra roba. Ma allora siamo in un altro ambito, non è più democrazia. No, beh, da parte sua mi pare che i toni... No, ma anche da altri colleghi, ragazzi. Beh, insomma, hanno votato tutto. Mi pare che la Calabria sia in situazioni tali che probabilmente è solo la democrazia del sistema italiano che consente alla Calabria di avere diritto di parola in una situazione come questa, insomma. Cioè, ecco, detto questo, capisco anche il suo punto di vista. Resta il dato negativo che purtroppo una parte di quel clan è operativa anche in Veneto, insomma, come hanno dimostrato. Una parte? Del clan Aracri, di cui appunto oggi i giornali dicono che il presidente del Consiglio regionale della Calabria appunto è, mi pare, agli arresti domiciliari per un'inchiesta legata a procedure sanitarie e quindi anche legate purtroppo al Covid. Mi pare che, adesso non vorrei sbagliare, ma mi pare che una parte di quel gruppo che viene citato in Veneto abbia avuto anche dei processi, insomma. Ecco, ma comunque... quindi è colpa mia? No, assolutamente. Di cosa stiamo a parlare? No, assolutamente. C'è il 10% di drogati per paese, no, che una famiglia su due c'è un omicida, non so assolutamente no, dico che non c'entra niente.
è una struttura così talmente ramificata che può arrivare ovunque. Cioè, Ma cosa c'entra quel governo e battaglia tra regioni? Dove hai voluto andare a finire? No, da nessuna parte. No, sei partito, dimmi il conflitto tra regioni e governo, si finiva il clan Aracri e i calabresi. No, vabbè. È ansia di prestazione questo. No, assolutamente, è come dire, io volevo soltanto dimostrare appunto che ci sono a volte delle regioni Sì. che sollevano dei casi, poi probabilmente non hanno le strutture sanitarie adeguate per poter... Su questo sono assolutamente perfetto. d'accordo. Ecco, per quanto riguarda invece la Pedemontana, le volevo chiedere questo, se c'è una qualche fondata prospettiva di una riduzione dei pedaggi, perché da quello che emerge, insomma, noi abbiamo visto che i pedaggi sono abbastanza cari per quanto riguarda appunto i tratti messi in esercizio. Il motivo, lei lo conosce ovviamente perfettamente, sa che la Pedemontana verrà a costare complessivamente nell'arco di 39 anni, mi pare dai 10 ai 12 miliardi, ecco, quindi c'è la necessità di riportare i conti in pareggio con le tariffe. Abbiamo qui, si pagano 18 centesimi al chilometro che diventano 22, poi 35 e poi 43, almeno nel tratto in funzione quello tra Mado e Breganze. C'è una qualche possibilità che magari con l'aumento del sul traffico, piano, delle guarda, cose... c'è stata una bella analisi sui pedaggi che potremmo farvi avere, quindi anzi chiederei se Assessore De Berti, vabbè, non c'è anche ovviamente Carlo Parmigiani, vi facciamo avere così evitate di dire che non ce l'avevate, con il raffronto anche con le altre infrastrutture. Però vorrei ricordare una roba, anche sta narrazione, la strada costa 10-11 miliardi. Vorrei ricordare che è una concessione di 39 anni, Sì. che deve subire tutte le manutenzioni, realizzare l'opera, subire tutte le manutenzioni e consegnarci, vi ricordo la frase, l'opera a regola d'arte in linea con le... Quindi ve lo dico sempre come fantasia, ma può essere anche una non fantasia. Fra 39 anni, siccome sia noi a controllare, saranno i veneti a controllare con gli uffici della regione o chi per loro, la messa a norma costante dell'infrastruttura, potrebbe essere che fra 39 anni la strada debba essere messa a norma perché le auto gireranno su cuscino magnetico, capite che nessuno sa i costi. In più c'è tutto il personale. Per 39 anni c'è tutto il personale per la gestione. Andate a vedere la nuova centrale di gestione della Pedemontana che abbiamo aperto stamattina e vedete che entità di centro di controllo c'è, personale che c'è. Ma al di là di questo stiamo parlando di infrastrutture di 100 km, non è che stiamo parlando di una stradina. No, ma sono anche 120 con i raccordi, come ha sempre detto lei. Sì, poi ci sono 68 km di raccordi oltretutto. Sì, nessuno mette in discussione l'utilità dell'opera. Io mi mettevo solo nei panni di un automobilista che giustamente per cambiare tragitto e risparmiare tempo e benzina decide di utilizzare la Pedemontana. Cioè, se i pedaggi sono bassi, ovviamente questo è un incentivo all'utilizzo, altrimenti... guarda, questo mi sembra banale. Non escludo che poi, visti i primi anni di traffico, si possa fare anche con le società esperte, perché sapete che in questo paese non esiste la società che certifica i pedaggi, un livello di sostenibilità dove c'è il massimo incrocio tra domanda e offerta, questo sicuramente. Certo. Però bisogna andare in esercizio per capirlo. Ecco, Vi ricordo che i pedaggi li incassa la regione, è l'unico caso fra l'altro. Speriamo che siano tanti, appunto. Speriamo, basta utilizzarla. Ecco, appunto. E il raccordo invece sul casello, per il nuovo casello tra Montecchio e quello sull'autostrada, a che punto è? Perché quella mi pare l'opera più complessa. È un'opera che noi volevamo realizzare e ci è stato detto formalmente che non compete a noi, per cui è stata delegata alla società autostradale la realizzazione e quindi avrà i tempi, io spero che nel 2022 ci sia l'innesto fatto. Bene. Noi potremmo aver corso molto di più, ma abbiamo perso mesi e mesi in scartoffie e in richieste per poter avviare il cantiere. Considerate che oggi l'opera è cantierata per l'88%. Sì, come ha detto lei prima. Sì. Va bene ragazzi? No, c'era Fois e nel pomeriggio vediamo uno studio sui pedaggi che avevamo già diffuso nei mesi scorsi. Sì, così ce l'avete anche. Fois, poi Van Zandt che aveva un completamento.
Buongiorno, io volevo Ciao. chiederle, Presidente, come va con i Covid hotel, perché qua e là si stanno registrando dei problemi, per esempio, per quello che riguarda Jesolo, il gestore ha detto di averlo appreso dai giornali, di essere stato inserito in lista. Lo stesso per quello che riguarda un albergo a Belluno, dove sostengono di aver inviato una richiesta di informazioni su come funzionasse e poi di essersi trovati in lista. Allora, premettendo che ha seguito la Sole Lanzarin, se c'è un hotel di Jesolo che dice di essersi trovato in lista, faremo subito una verifica, perché immagino che ci sia minimo una mail che conferma l'accettazione o meno. Sarebbe grave che ci sia... No, in realtà poi è anche uscito sulla stampa, lui aveva chiesto di poter ospitare infermieri e medici nel caso, e poi ha letto dai giornali che era stato inserito come Covid hotel. Guardate, allora, che la lista di Jesolo l'ha curata il dottor Bramezza. Sentite il dottor Bramezza da dove nasce questo hotel. Insomma, guardate ragazzi, stiamo parlando di un paio di hotel per provincia dedicati al Covid. Se il signore di Jesolo, dopo aver chiarito la genesi, non vuol farlo, ci sarà qualcun altro che lo fa, punto. Sì, lo chiedevo anche perché era successo anche a Belluno. Cosa ha detto? Ha risposto che ha avuto c'è il comunicato stampa, dice che ha avuto l'interlocuzione con Federalberghi, con De Cassan, che gli ha inviato l'elenco delle strutture alberghiere, e poi ha preso contatti, ovviamente non chiudendo la partita in virtù del fatto che poi ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire a livello nazionale, quindi è stato dato l'elenco al commissario Arcuri, e in attesa poi della definizione specifica di tutte le modalità operative, e dopo ci sarà un ulteriore eventuale contatto qualora sia confermata l'utilizzo. Cioè, alla Regione è stato chiesto l'elenco delle strutture, eventualmente è stato mandato al commissario Arcuri, e poi dopo per l'attuazione, cioè non è automatica l'attuazione. C'è il comunicato stampa, io ho letto il comunicato stampa della US numero 1. C'erano particolari criteri che venivano richiesti agli alberghi, perché tra Belluno e Jesolo, per esempio, si vede una grossa differenza anche come tipo di albergo. Non so, guarda, stiamo parlando di strutture remote rispetto al core business del Covid, che è quello di curare la gente in ospedale. Io farei un'altra domanda rapidissima. Prego. Che ci ha chiesto un tributarista di Padova sul fatto che in questo periodo, lui dice, lo Stato ha sospeso ogni attività affidata all'agente di riscossione, mentre ci chiedeva di chiederle se la Regione Veneto, che in questo periodo sta notificando diversi avvisi di accertamento riguardanti l'imposta di bollo, ha intenzione di assumere dei provvedimenti simili a quelli del governo. Ne dobbiamo parlare con l'assessore Calzavara, sinceramente non sono sul pezzo di sta roba. Grazie. Vanza. Presidente, una richiesta arrivata in redazione. Prego. L'ordinanza, che è valida, diceva prima, fino a domenica, prevede la chiusura dei distributori di carburante, aperte solo il self-service. I distributori di metano non possono funzionare con la modalità self-service. Nel primo lockdown, quello di marzo-aprile, erano rimasti aperti. Chiedono se è stata una svista e se pensate di correggere. È una o se invece svista, una scelta precisa. È una svista, ne abbiamo parlato proprio ieri, faremo una FAQ, daremo una risposta con una FAQ sui distributori di metano. Certo, perché è il problema della somministrazione, cioè dell'operatore, perché uno non può fare il fai da te. Lascio la parola alla dottoressa Russo, un aggiornamento sui vaccini, e poi se volete anche... le lascio il posto. E se volete anche altre informazioni, la dottoressa è preparatissima. Prego. Allora io direi una breve introduzione della dottoressa Russo, poi le facciamo le domande. Sì, allora buongiorno a tutti. Il Presidente mi ha chiesto di continuare un discorso che lui aveva già avviato sul fatto che è già partita la macchina organizzativa nazionale, ma anche internazionale, sul vaccino anti-Covid-19. Allora, chiaramente, insomma, i vaccini, avete sentito, tutte le agenzie cominciano a arrivare le notizie. Avremo tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo molto probabilmente le prime disponibilità, le prime consegne a livello nazionale, e queste si tradurranno poi
alle distribuzioni a livello regionale. Non abbiamo ancora i numeri di quanti vaccini ci arriveranno, ma sono partite alcune rilevazioni. Quindi è partita una rilevazione che ci è stata inviata dal Ministero della Salute circa la possibilità di stoccare vaccini sia ad una temperatura inferiore ai 70-80 gradi, sia quella per i frigoriferi che vanno da 2 a 8, invece quindi più 2, 8. E stiamo facendo questo tipo di rilevazione. Poi la protezione civile, sempre nell'ambito di un'ottica di, come si può dire, poter garantire una distribuzione dell'eventuale vaccino che avremo a disposizione come nazione, quindi poi di conseguenza come regione, ha chiesto la numerosità del personale sanitario regionale, e quindi di dire anche, poiché il personale sanitario probabilmente verrà vaccinato col vaccino della Pfizer, che è quello che necessita di una conservazione a meno 70 gradi centigradi, di poter capire quanti ospedali e per ogni struttura ospedaliera quanti operatori sanitari ci sono. Questa è una rilevazione che è partita per tutte le regioni, noi stiamo raccogliendo i dati e quindi forniremo sia al Ministero che alla Protezione Civile naturalmente questi dati. Questo significa che la macchina organizzativa è partita e pertanto, insomma, via via che avremo informazioni, noi avremo la possibilità di organizzarci. Ci aspettiamo chiaramente, perché così deve essere e così sarà, che il Ministero della Salute ci mandi il piano per la vaccinazione e di conseguenza poi le regioni ne daranno attuazione. Queste sono, diciamo, le ultime notizie. Per quanto riguarda questa rilevazione di Arcuri, la stiamo compilando, tutte le regioni la stanno compilando, tra domani e lunedì la manderemo alla Protezione Civile. Questo è per quanto riguarda il vaccino del Covid. Ne approfitto, faccio la domanda per tutti. Volevano anche un aggiornamento sui vaccini antinfluenzali, particolarmente in età pediatrica. Allora, per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, è un problema che non riguarda solo noi, riguarda tutte le regioni. Diciamo, avete avuto modo di seguire durante tutta questa stagione che c'è una difficoltà di diciamo, approvvigionamento del vaccino. Noi ci abbiamo pensato molto per tempo, abbiamo fatto delle valutazioni ampliando, l'abbiamo detto più volte, allargando, diciamo, il numero di dosi di vaccino rispetto a quelle degli altri anni, ma abbiamo avuto una richiesta ancora superiore rispetto a quelle che erano le nostre disponibilità. Allora, adesso abbiamo praticamente un'interlocuzione in corso col Ministero della Salute, che ci ha praticamente ha detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi, pertanto speriamo di poter rispondere sia per, diciamo, a quella fascia di età per cui dai 6 mesi a 6 anni, per cui l'abbiamo inserita nell'offerta attiva e gratuita, ma anche poi eventualmente per le altre fasce di età fino ai 18 anni. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente, che è quello che si utilizza per tutti i soggetti anche di età superiore, abbiamo chiesto all'azienda di poterci dare quel 20% che avevamo prenotato, quindi sarebbero altre 80.000 dosi, e adesso stiamo aspettando per vedere, insomma, se ce lo rifornisce. È chiaro che è stato detto anche in altre occasioni, anche le aziende hanno dovuto, insomma, andare in soccorso di altre regioni perché erano in difficoltà, perché non avevano neanche il quantitativo, insomma, che avevano preventivato. Quindi non so adesso nel bilanciamento, diciamo, della ridistribuzione delle dosi che loro hanno a disposizione, quante ce ne potranno dare. Abbiamo avuto la possibilità, ci è stata chiesta, di avere qualche migliaia di dosi di un vaccino pluripotenziato, ne abbiamo richiesto 3.000 e quindi queste le distribuiremo per i soggetti particolarmente a rischio. È chiaro che siamo sul pezzo, tutte le eventuali forniture che ci venissero offerte noi le stiamo anche cercando,
per dare la possibilità a tutti di vaccinarsi. Abbiamo congelate 30.000 dosi da dare ai farmacisti e li daremo ai primi di dicembre, perché con loro abbiamo concordato che speriamo di potergliene dare anche di più se il Ministero ce li dovesse dare. Quindi al momento le farmacie non ne hanno a disposizione perché non ce n'è sul mercato. Queste 30.000 dosi le abbiamo lasciate, ci rendiamo conto che non sono tantissime, ma naturalmente fanno parte, insomma, della nostra fornitura. Quindi se ne possiamo aggiungere, gliene daremo sicuramente di più. Bonnet, Vanzan, tutti. Dottoressa, solo se vado così. può mettere, perché magari è colpa mia che non me ne sono sempre occupato con continuità, ma un po' di ordine su questo tema del vaccino. Cioè, quante dosi prendeva di solito il Veneto? Le chiedo innanzitutto, poi procedo con le altre domande passo passo. Sì, influenzali, quante dosi di solito? All'incirca l'anno scorso abbiamo comprato 800.000 dosi. 800.000 e quest'anno invece ne 1.320.000. 1.300.000. Esclusi questi che ho detto adesso, che abbiamo aggiunto, quindi la richiesta di questi 50.000 di vaccinazione pediatrica e altri 3.000 di questo pluripotenziato. Okay. Del 1.300.000 quante ne sono Scusa, arrivate? più il 20% che era già in gara che Sì. abbiamo richiesto, quindi Sì, 1,3 più il 20%. più il 20% che era già previsto in gara. Più il Sì, che 20% però più ancora non ci 50.000 hanno più 3.000. consegnato. Ok. Quindi di quello 1.300.000 li hanno consegnati quasi tutti. Perché mi ricordo che l'assessore ci aveva parlato di 3 lotti, Sì, no? però da quello che ci risulta, insomma, dalle ultime valutazioni che abbiamo fatto con le aziende ULS, adesso poi ogni azienda più o meno, perché poi viene consegnato alle singole aziende e da queste direttamente ai medici di medicina generale, sono state quasi consegnate tutte quelle che erano state E previste. le 30.000 congelate per i Le farmacisti 30.000 sono le abbiamo all'interno tolte da queste. sono quindi Beh, parte per di forza, questo. perché naturalmente noi non le avevamo considerate prima. Fanno Ok, parte di e un le altro tipo di C'è richiesta. una stima di quante sono le richieste? Ha detto enormemente superiori rispetto al Non milione. enormemente superiori, perché abbiamo chiesto alle aziende di dirci più o meno quante dosi potevano essere sufficienti per colmare le richieste a una settimana fa. Ci hanno detto che con 50.000 dosi potevano rispondere a quelle che avevano in sospeso. Quindi noi speriamo, insomma, di poter far fronte a questa richiesta, però non dipende sicuramente solo da noi. Ok. Un'ultima delle domande invece sul... Posso intervenire io? Certo, certo. Cioè, io spiegherei di nuovo ai colleghi che quello che noi compriamo, i 1.300.000, sono per la sanità pubblica. Certamente, perché Ecco, cioè noi non sì, facciamo sì. il privato. No. Ecco. Allora, diciamo che la quantificazione, no, la quantificazione Cioè, delle alle farmacie, quindi ok. fuori dalle fasce dell'obbligo, chiamiamole così. Mm. Quindi le farmacie dovrebbero approvvigionarsi per canali propri? è sempre così, certo. No, ho premesso che non me ne occupo. Ecco, è sempre stato così. Quest'anno gli abbiamo dato una mano, cioè il governo, correggimi se sbaglio, ci ha detto di dare alle farmacie l'1,5% delle nostre forniture, ma le nostre forniture sono per sanità pubblica, attenzione. Questa è una cosa che non è mai stata, secondo me, mai né chiarita bene né digerita. Cioè l'approvvigionamento, scusate, l'approvvigionamento del vaccino da parte della sanità pubblica avviene sulla base di quello che è indicato dalla circolare ministeriale. Tra l'altro la circolare ministeriale di quest'anno ha praticamente ampliato l'offerta attiva e gratuita perché ha allargato e quindi ha abbassato a 60 anni, quindi ha aggiunto praticamente altre coorti. Quindi l'obbligatorietà è... Cioè Non l'obbligatorietà, l'offerta va dai 60 anni in su piuttosto che come negli altri anni dai 65 anni Ci in sono su. 5 anni di generazione in più da Poi soddisfare. sono le categorie. Poi ci sono le categorie a rischio, poi ci sono le donne in gravidanza, poi ci sono i bambini, poi ci sono tutte le categorie che naturalmente comunque vanno in un ordine di priorità. Bambini sarebbe fino a 6 anni? Fino a 6 anni. Questa è sanità pubblica. Ok, va bene. In dicembre darete invece 30.000 30.000 dosi ai farmacisti. Sì, noi le abbiamo messe da parte per i farmacisti, però abbiamo concordato che essendo insomma un numero abbastanza ridotto, loro hanno preferito aspettare che noi possiamo averne dell'altro per dargliene un quantitativo maggiore, perché la logica è questa.
La vaccinazione diciamo che deve essere disponibile per tutta la popolazione, se c'è, perché la protezione va estesa a tutta la popolazione. C'è però un ordine di priorità. L'ordine di priorità lo detta il Ministero della Salute attraverso una circolare ministeriale. La circolare ministeriale identifica le fasce di età e identifica i soggetti appartenenti alle varie categorie a rischio. Quindi il sistema pubblico risponde a questo, però questo se e quando c'è, e come c'è stata negli altri anni, la disponibilità del vaccino, il privato, quindi tutto il sistema farmaceutico acquista il vaccino, lo mette a disposizione di tutti gli utenti indipendentemente dall'età e quindi la persona con la richiesta del medico curante va a comprarlo anche in farmacia. Quest'anno che cosa si è verificato? Poiché il vaccino assume un'importanza diciamo rilevante nei confronti delle infezioni respiratorie che possono essere un pericolo aggiuntivo all'eventuale concomitanza di un'infezione con il virus del Covid, la richiesta è stata superiore, ma anche la richiesta da parte di tutta l'Europa, non soltanto dell'Italia, per cui tutto il mercato e tutte le aziende hanno praticamente distribuito il vaccino al sistema pubblico. Questo ha portato a una difficoltà da parte del sistema privato a trovare sul campo vaccino disponibile. Scusi, ma perché le aziende produttrici non ne hanno fatto di più? Perché la produzione di vaccino è limitata. La vaccinazione anti-influenzale, così come anche altri vaccini, non hanno una produzione illimitata, è una produzione che va preventivata molto molto prima, che quindi non poteva essere preventivata per essere disponibile per questa stagione, per cui il vaccino disponibile è praticamente quello. Pur avendone prodotto di più, poiché le richieste sono state tantissime a livello mondiale, non sono riuscite a soddisfare tutte le richieste, perché non è possibile produrne in quantità superiori. Mi permetterei un attimo di sintesi. 1,3 milioni passa la base per 1.800.000 euro in gara. Questa gara prevedeva già il 20 8 milioni. 8 milioni, scusate. Prevedeva già il 20, 8 milioni Sì. di euro, sì, scusate. 1 milione. In questa gara era già previsto il 20%, in più opzione che stiamo già esercitando. Questa c'è 5 anni in meno di obbligatorietà, quindi abbiamo 5 anni dai 60 ai Di offerta, 65 non da soddisfare, che gli anni scorsi non soddisfavamo. I privati, elemento importante che vi ha detto adesso la dottoressa, i vaccini si preventivano un anno per l'altro. Quindi l'impresa, ovviamente, non essendoci il Covid, non poteva sapere che. Scusate, ma secondo me sono allora, dettagli visto che siamo importanti. sui numeri, scusate, sì, perché il 20% di 1 milione... Non è di tutto il 20%. Allora, perché la vaccinazione... 260.000. Sì, ok, ma il 20%... allora, il vaccino è composto da diversi vaccini, l'approvvigionamento, perché per i soggetti al di sopra dei 65 anni noi abbiamo acquistato un vaccino adiuvato che ha un maggiore potere immunogeno e quindi è quello che noi abbiamo utilizzato prevalentemente per gli ultra 65 anni e di questo abbiamo già avuto il 20%. L'altro invece l'8, che è quello fino ai 64 anni, abbiamo previsto anche lì il 20%, ma non l'abbiamo ancora avuto tutto perché la ditta lo ha finito, però stiamo aspettando che ce lo rifornisca. Quindi non abbiamo problemi con i soggetti over 65, ma abbiamo invece una carenza con i soggetti al di sotto di queste fasce di età, proprio perché insomma il vaccino è finito, però stiamo facendo il possibile per recuperarne. Fino a qualche giorno fa mi pare si parlasse di una trattativa in corso fra il governo italiano e un'azienda cinese, mi sembra per una fornitura da 10 milioni di pezzi di vaccino antinfluenzale. Ci sono diverse, allora l'intesa Stato-Regioni che è stata siglata e che prevedeva che le regioni potessero dare sulla base della propria disponibilità un quantitativo alle farmacie, apportava anche l'impegno per il Ministero, poiché c'erano regioni che hanno carenze anche per la popolazione che è iscritta all'interno della circolare, di impegnarsi per tutto quello che poteva fare per acquisire e approvvigionarsi di vaccino da mettere a disposizione delle regioni, fra cui quello che ho detto, per esempio, del vaccino per i bambini e altre che potranno arrivare, quindi noi speriamo che il Ministero riesca a procurarsi altre dosi. Ma di questa trattativa specifica lei ha notizie? No, è una cosa che segue il Ministero con AIFA, con gli enti regolatori e noi
non entriamo in questo, veniamo chiamati nel momento in cui la trattativa viene fatta e il vaccino è disponibile, le regioni vengono chiamate in causa per esprimere il proprio fabbisogno. Quindi, scusi, per riassumere, tra dicembre e gennaio le dosi arriveranno, possiamo tranquillizzare? Non lo sappiamo. Non lo sapete, ma questa è No. l'aspettativa. Insomma. Noi ci aspettiamo che, diciamo, tra novembre e dicembre, ancora prima di gennaio, possiamo avere una disponibilità, però non ne possiamo essere certi. Stiamo cercando di acquisirla in qualsiasi modo, insomma. Va bene, grazie. E io avevo solo una domanda su invece l'altro vaccino, quello per il Covid. Sì, Quindi, anch'io poi lì. scusami, Sì, no, prego, scusami. prego. No, fai pure. L'azienda a cui ci riforniamo noi è solo la Pfizer? No. No. Quali altre? Allora c'è l'AstraZeneca e poi, che io sappia, queste due. Poi però i contratti e gli accordi che sta portando avanti il governo sono delle cose in itinere che noi come regioni naturalmente non conosciamo, perché come dicevo prima al vostro collega, le trattative che a livello nazionale, poiché questo vaccino lo gestisce anche come acquisto soltanto a livello nazionale, è una trattativa che porta avanti a livello nazionale con l'AIFA e non sono le regioni. Poi questo vaccino viene distribuito direttamente, in questo caso dal livello nazionale, alle regioni. Non siamo noi ad acquistarlo e a stabilirne il nostro fabbisogno. Però, no, appunto, scusi se mi intrometto, non voglio privarti la parola, Marco. No, appunto, leggo quello che i siti riportano, restiamo a Rai News, che è un sito, come dire, ufficiale, quindi TV di Stato. Qui parlano appunto che il commissario Arcuri ha dato la notizia che ci sono 3,4 milioni di dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e poi quindi 1,7 milioni di italiani dovrebbero essere comunque coinvolti e hanno chiesto appunto alle regioni di fornire le tabelle dettagliate entro il 23 novembre di quanto Quello personale... che ho detto io. Ecco, quindi però lei un calcolo approssimativo ora è in grado di farcelo oppure bisogna aspettare Allora, che le cose Arcuri siano... ha chiesto di sapere rispetto alla prima tranche di vaccini che saranno disponibili per l'Italia e quindi per le varie regioni, poiché chiaramente il primo target che dovrà essere vaccinato è rappresentato dagli operatori sanitari, quanti operatori sanitari ci sono per regione Perfetto. e poi quanti soggetti nelle strutture residenziali per anziani. Questa è la richiesta di Arcuri di cui ho parlato prima. Quindi siamo 54.000 dipendenti della sanità. Beh, non sono solo questi, perché abbiamo la sanità pubblica, abbiamo la sanità privata, abbiamo i medici convenzionati e abbiamo, cioè la sanità è una macchina composta da tante componenti. È pari a... Ma adesso non abbiamo il conto preciso perché l'abbiamo ricevuta da poco, ma sicuramente siamo intorno ai 150.000 soggetti. 150.000? Certo. Sì, grazie. Come? No. No, gli anziani nelle strutture residenziali sono 60.000. E poi naturalmente bisogna fare però i conti precisi perché ci sono i centri diurni, ci sono insomma altre strutture, però stiamo facendo questi conteggi. Non sono conteggi, sono dei conteggi, sono delle stime che poi vengono fornite al Ministero e poi il Ministero farà una valutazione di suddivisione alle regioni. Se noi ci dessero la quota nostra dell'8% ci staremmo dentro, mi pare, no? Certamente, anche di più naturalmente, ma è chiaro che il Ministero stabilirà poi, come sempre si fa nei piani pandemici, la priorità delle categorie da vaccinare, quindi quando il Ministero ci manderà il piano, quello a cui facevo riferimento, noi procederemo con naturalmente l'offerta vaccinale, ma questo deve essere comunicato prima in modo da consentirci l'organizzazione. Chiudiamo con Albino, se ci sono domande dopo per l'assessore Bottacin. È chiaro che lei non chiudiamo. può esprimere preferenze, però mi pare che le modalità di conservazione dei vaccini che per il momento sono stati anticipati sul mercato siano completamente diverse. Il Veneto è noi non abbiamo... No, allora noi non abbiamo nessuna preferenza sul vaccino. Il nostro obiettivo è quello di avere un vaccino efficace e sicuro e questo è, non è la modalità di conservazione che ci preoccupa. A secondo della modalità di conservazione adegueremo i nostri frighi, i nostri sistemi di trasporto e le nostre modalità di offerta, purché il vaccino, così come sembra, abbia un'alta efficacia e un alto livello di sicurezza. Basta. La struttura tecnologica ci consente comunque la conservazione Certamente. perfetto, a 80 gradi sotto zero. Certo. Grazie.
Allora, scusandomi con la dottoressa Russo per il mio intervento a gamba tesa e assolutamente poco scientifico, se ci sono domande per l'assessore Bottacin, no, chiudiamo qua. Grazie. Grazie.